Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina. Siamo nel centro sperimentale ortofrutticolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura e abbiamo il piacere di essere con il dottor Nicola Dell'Acqua, direttore di questo centro. Prima domanda, cosa fate in questo centro sperimentale? Allora, questo è uno dei rari casi in cui università, sperimentazione scala 1-1 e organizzazione di produttori si incontra. In questo centro cerchiamo di far vedere all'organizzazione dei produttori e agli agricoltori come si devono fare le coltivazioni, come si devono preparare i campi per accettare alcuni tipi di coltivazioni. Ora ci piace dire anche che in questo centro si sbaglia al posto degli agricoltori. Facciamo delle prove, se le prove vanno bene vengono recepite da tutta l'organizzazione dei produttori, se sbagliamo state attenti a non fare così. Ecco, in un momento che si parla di sinergia, di fare squadra, quanto è importante fare squadra con gli agricoltori e quanto gli agricoltori, specialmente di questa zona, recepiscono queste esigenze? Guardi, è molto importante fare squadra. Le dico una cosa, le programmazioni che vengono svolte all'interno di questo centro sperimentale non vengono date solo dall'università che fa gli studi, qui vengono recepite le istanze delle organizzazioni di produttori, cioè l'agricoltore che ha coltivato alcune frutte, alcune verdure, in questo caso stiamo parlando soprattutto di verdure, ci dice abbiamo trovato delle difficoltà, stiamo riscontrando delle difficoltà, aiutateci a risolverle. Quindi il nostro compito è quello di aiutare ogni singolo agricoltore. Ecco, questa esigenza di crescere, di fare sperimentazione, la trova in tutte le fasce degli agricoltori o solo nelle nuove generazioni? No, qui è 30 anni che facciamo questo lavoro in tutte le fasce degli agricoltori, l'agricoltura veneta è un'agricoltura moderna, anche quelli che fanno da tanto tempo floricoltura, orticoltura, sanno benissimo che a Po di Tramontana trovano dei prodotti assolutamente d'eccellenza e dei sistemi di coltivazione assolutamente di eccellenza. Mi ricordo che l'agricoltura veneta ha necessità di giovani, ma è sempre stata un'agricoltura moderna.